venite avanti, mettetevi qua davanti, così vengono fuori le... Venite avanti pure. Venite, venite. C'è un posto libero qua. Direi che possiamo iniziare, quindi chi vuole sedersi ha pochi secondi per farlo. Comunque, scherzi a parte, io sono Mario Luongo, sono un giornalista di Repubblica, mi occupo delle guide, i sapori e i piaceri d'Italia e siamo qui per presentare la nuova uscita, è uscita 2 giorni fa, il 19 settembre, che è dedicata alle colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. E qui con me c'è Giuliano Vantaggi, che ringrazio per farmi da spalla e soprattutto per avermi fatto da apripista, da cicerone in questo territorio che pensavo di conoscere, ma come ogni lavoro che si rispetti inizi con un'idea e finisci con un'altra idea probabilmente, e questa è sicuramente migliore di quella iniziale, perché dietro questo fazzoletto di terra, perché sono praticamente 15 comuni medio piccoli come grandezza, c'è un mondo letteralmente da raccontare. Noi ci abbiamo provato in 264 pagine, ne sarebbero servite forse altre 264, ma insomma abbiamo dovuto comprimere un po' tutto questo mondo in questa guida e speriamo di esserci riusciti. Quindi io direi di entrare subito nel vivo e partirei proprio con questo per una domanda a Giuliano. Quale migliore posto, diciamo, per parlare di UNESCO, di patrimonio UNESCO e, come dire, di tutto quello che aiuta a far conoscere questo territorio? Grazie Mario e ringrazio Repubblica, è sempre bellissimo far parte delle guide di Repubblica e per essere qui ringrazio la Regione Veneto con Manuel Ceresoli e Marco Citerbo per il VTE che ci ha ospitato in questa bellissima location che parla di cultura e di siti UNESCO come è degno di una città come Torino. Questo percorso che abbiamo fatto con le guide di Repubblica a dire il vero parte già 2 anni fa, quando facemmo Veneto Paradiso dell'UNESCO, era la guida iniziale. Adesso abbiamo iniziato le guide dei territori, siamo arrivati alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che sono il territorio dove io sono site manager e che abbiamo voluto raccontare in questa guida, che è una sorta di caleidoscopio di imprenditoria, artigianato e agricoltura, ma anche economia, anche valori, perché ci sono dei personaggi iniziali, infatti io e Mario ci scambiamo sempre le idee su quali possono essere i personaggi che presentano un territorio, personaggi che hanno una visibilità, che sono diventati qualcuno nel mondo, ma anche perché sono nati in quei territori. Un po' è una storia tutta italiana, quando noi andiamo via dall'Italia diventiamo sempre grandissimi e molti italiani emigranti hanno fatto la storia in molti paesi. Ma per esempio in questa guida c'è, non so, un Alessandro Del Piero che oggi vive a Los Angeles, però non si dimentica di essere nato a Conegliano, San Vendemiano, e di narrare il fatto che anche nascere in una provincia senza pressioni che ti permette di allenarti tranquillamente diventa poi una plus nella vita.
assolutamente, e appunto lo sport ma anche l'internazionalità, come dicevi prima, sono due dei tanti filoni, delle tante linee che si intrecciano in questa guida. Una è quella di Del Piero, dicevamo, e ce n'è anche un'altra che è quella dell'Imoco Volley. Noi abbiamo lanciato, diciamo, anticipato questa guida alla Mostra del Cinema di Venezia l'8 settembre insieme a Piero Garbellotto, che è il presidente dell'Imoco Volley di Conegliano, e a due stelle della sua squadra, che sono Monica De Gennaro e Sara Farra. E l'Imoco Volley è un'altra di questi esempi in cui lo sport e l'internazionalità fanno anche come dire, il paio con il vino, e in questo caso con le bollicine, e soprattutto è un caso unico in Europa, credo, come vittorie, come presenza nei palazzetti, ed era una storia molto bella da raccontare e siamo riusciti a raccontarla. Ma un altro, come dire, spunto sportivo è anche quello delle due ruote, delle bici, perché le colline del Prosecco sono, anche grazie al loro, come dire, saliscendi naturale, al loro paesaggio che invoglia sia a visitarle a passo lento ma anche a correrci più o meno velocemente sopra. Sono teatro di tantissime manifestazioni ciclistiche. Di una me ne parlavi poco fa, se forse possiamo anticiparla, diciamo. Sì, passiamo di campionati mondiali in campionati mondiali, perché dall'Imoco Volley, che è l'attuale campionessa del mondo di pallavolo per quanto riguarda lo sport della pallavolo, dal ciclismo, che qui viene narrato nella guida da Marzio Bruseghin, ma nella guida non c'era ancora la notizia di oggi che ospiteremo mondiali di gravel nelle colline il 7 e l'8 di ottobre. Il 7 di ottobre faremo il mondiale di gravel femminile e l'8 di ottobre il mondiale di gravel maschile. Oggi la gravel è in assoluto la nuova frontiera della bicicletta e esiste tutto un mercato collegato a questa bicicletta nuova che ha un costo notevole, quindi sposta anche un turismo di un determinato tipo, e faremo un grandissimo mondiale che ci stiamo apprestando a vivere, che partirà dalla parte della Bassa Trevigiana per arrivare a Pieve di Soligo, e quindi avremo i grandi campioni della bicicletta che solcano le colline. E soprattutto poi, come dire, un'altra parte legata alle bici è quella, l'intervista ad Alessandro Ballan, che è un altro campione delle due ruote, che ci racconta un po' le sue colline del Prosecco, ma anche gli eventi come la Nova Eroica, che si svolge anche questa sulle colline del Prosecco ed è la seconda nata dopo quella in Toscana, dopo quella nel Chianti. Il Prosecco Cycling, che è un altro evento molto importante, Cycling Stars Criterium, e poi il muro di Cadelpoggio, che insomma per gli appassionati delle due ruote è sempre, come dire, una salita iconica, e credo sia la prima salita certificata in Italia da questo punto di vista. Quindi lo sport sicuramente come elemento portante di questa guida e di questo territorio, ma poi c'è ovviamente, non possiamo esimerci dal vino. Ecco, abbiamo fatto un focus molto approfondito, molto dettagliato sul Prosecco Superiore d'OCG, e qui c'è una collaboratrice che si è occupata molto bene di questa sezione, che è Sabrina Franceschini. Che avrà imparato a dire Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Questo è un dogma che bisogna imparare molto velocemente, ed è una sezione molto importante perché oltre ai numeri, che sono molto, come dire, interessanti, soprattutto per un territorio così piccolo, c'è anche una serie di storie che abbiamo provato a raccontare sia attraverso i produttori di questo territorio, ovviamente una selezione di produttori, quelli più storici, quelli più rappresentativi, ma anche un po' di dati e come dire, di dettagli. Ad esempio mi ha colpito molto la forte presenza di imprenditoria femminile nel vino. Basti pensare che la presidente del consorzio del Prosecco Superiore d'OCG è una donna, Elvira Bortolomiol, figlia d'arte anche in questo caso, o anche la presidentessa dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline è Marina Montedoro, un'altra donna. La preside dell'Istituto Cerletti è una donna, è tra l'altro l'istituto enologico più antico d'Italia, istituito con regio decreto nel 1861 se non sbaglio, quindi insomma tanta storia, ma anche, come dire, una sorta di spinta in avanti, riuscendo anche ad anticipare tante tendenze che adesso ci sono.
Quindi un territorio che secondo me riesce a raccontare tanto anche dal punto di vista imprenditoriale, e non a caso in una sezione, quella dedicata, che noi chiamiamo Volti e Storie, la maggior parte di storie che raccontiamo sono proprio quelle di imprenditori che in un modo o nell'altro riescono a portare il marchio delle colline del Prosecco nel mondo. Uno è Garbellotto, come dicevamo prima, che oltre ad essere presidente dell'Imocovolle è anche il CEO di una delle aziende più importanti che costruiscono bottaie, che sembra un mestiere antico, ma è un mestiere modernissimo da questo punto di vista, e ce ne sono tanti altri che il caro Giuliano mi ha fatto conoscere. E, ad esempio, quali sono secondo te, Giuliano, quelle più, come dire, più rappresentative da questo punto di vista? Ma ci sono moltissimi imprenditori nella parte del Conegliano Valdobbiadene. Io citerei per esempio Massimo Colomban, che è stato l'uomo che ha creato l'azienda che costruiva facciate per grattacieli più grandi del mondo, e oggi ha venduto l'azienda e ha comprato un castello per essere vicino al suo territorio e e promuovere il territorio da dentro. E al Castelbrando abbiamo anche ospitato il Salone Internazionale dei Siti UNESCO e la borsa dei siti UNESCO, la prima borsa dei siti del patrimonio mondiale, e speriamo di ospitarla ancora. Assolutamente. E ci sono veramente tantissimi imprenditori, ne cito anche altri, ad esempio Patrizio dei Tos, perché lui è l'uomo che gestisce i boschi, e per noi è molto importante la questione del bosco come sito UNESCO, perché le colline di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio dell'umanità per tre motivi. Uno dei tre motivi è il mosaico tra bosco e vigneto. Non sono tutti vigneti, c'è più del 52% del territorio è a bosco, e i boschi devono essere gestiti, e per essere gestiti occorre una persona o più persone che pensano a come si gestisce un bosco, come lo si fa respirare, come si possono tagliare determinati alberi e determinati alberi no, e quindi come si fa crescere correttamente un bosco è la cosa più importante. E Patrizio è uno degli uomini che ci ha insegnato veramente tanto da questo punto di vista. Ma poi ci sono veramente un sacco di imprenditori grandi e piccoli, ci sono imprenditori che hanno creato il primo bug hotel nelle colline, hanno fatto un hotel per gli insetti, per ripopolare di insetti il territorio, perché sono proprio gli insetti che comunque contribuiscono al benessere del territorio. La DOCG, il Conegliano Valdobbiadene, il Prosecco Superiore DOCG, ha reinserito, ha un processo di reinserimento che sta andando avanti, di oltre 60 milioni di api sul territorio, e quindi c'è sempre di più la volontà di andare verso questa gestione del territorio molto naturale, molto al passo con la natura, perché questa è la cosa più importante. Dobbiamo avere gli stessi ritmi della natura e fare in modo che il turista se ne renda conto e sia coccolato nelle colline. Ecco, un'altra curiosità che mi ha colpito da esterno, perché io vivo a Roma, ma sono di Avellino, che è un'altra dell'Irpinia, diciamo, un'altra zona molto collinare e molto votata al vino. Un'altra cosa che mi aveva colpito a proposito di natura e di vino è che, nonostante quella del Prosecco sia una zona più o meno piccola, è al tempo stesso la zona più estesa d'Europa ad aver vietato l'uso del glifosato per le coltivazioni, e questo è un record che insomma è invidiabile da questo punto di vista. Assolutamente, ma poi una delle cose che vogliamo sempre dire è che non c'è solo vino, e noi siamo i responsabili del patrimonio dell'umanità, e in questa zona ci sono tantissimi prodotti tipici, sia agroalimentari, vengono narrati anche nella guida, come per esempio il marrone di Combay. Stiamo andando verso le grandi feste dei marroni che abbiamo noi, con il comitato dell'Umpli Veneto che le organizza nella cittadina di Combay, ma abbiamo varie parti del territorio anche che fanno vini rossi. Abbiamo il Re, lo Spiedo, che viene veramente apprezzato in tutta Italia. Abbiamo la confraternita dei radici e fagioli, che è un piatto tipico dell'Alta Marca, e quindi vedete come il consumatore è preso anche per la gola e vogliamo che arrivi e assapori le nostre pietanze. Uno dei modi più belli per assaporarli è il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che è narrato in questa guida, che è stato inaugurato l'8 di luglio,
che attualmente ha già più di 1200 partecipanti e ha 19 nazionalità diverse che hanno prenotato il cammino. È molto bello perché si articola in 4 giorni, cioè in 4 tappe, che non sono molto lunghe perché sono 13 km al massimo a tappa e il cammino intero sono 51 km. Vediamo molto spesso persone, comitive di persone che si fermano poi a apprezzare il territorio, a comprare qualsiasi tipo di regalo da portare poi a casa, malgrado debbano metterselo nello zaino e portarlo fino all'ultimo chilometro, quindi sapete che lo zaino si appesantisce, però comprano oppure si fanno spedire. Ed è molto bello vedere questi camminatori che da prima partono e si addentrano nelle rive, le famose rive di Conegliano e Valdobbiadene, che sono dei pendii anche a 60 gradi di pendenza, e credetemi che 60 gradi di pendenza non è facile vendemmiare perché devi essere legato con l'imbrago, e vedi questi camminatori in cima alle montagne, ai colli, che guardano il lavoro degli agricoltori e si dipanano in questi 51 km alternando vedute di vigne, castelli, chiesette, abbazie, tutte le parti culturali più belle delle colline, e abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi da tutto il mondo, l'ultimo dall'Estonia, che è il 19° paese che ha prenotato, e che veramente sono felici di aver fatto questo cammino perché li ha portati in un mondo molto particolare. Mi ha colpito quando tu dicevi il 60% dipendenza, perché è una cosa che poi i viticoltori scontano da un certo punto di vista quando fanno il loro lavoro. Infatti ho letto nella guida che il rapporto tra ore di lavoro per ettaro sulle colline del Prosecco è di 800 ore per ettaro più o meno, mentre per un territorio pianeggiante, medio pianeggiante, sono 150 ore, quindi la viticoltura veramente eroica da queste parti è un valore in più, e questo spiega, oltre alla qualità del vino, anche la cura per il paesaggio, che è uno dei fattori che ha portato al riconoscimento UNESCO. E io nel frattempo chiederei alla regia se possiamo mandare la clip di Red Canzian, che è uno dei personaggi che abbiamo intervistato in guida, che è anche lui molto legato a questo territorio, e ci ha mandato, quando abbiamo fatto il lancio di questa guida, una clip per salutarci. La vorrei condividere con voi. Buongiorno a tutti, sono Red Canziani e vorrei portare il mio saluto a voi tutti lì presenti alla presentazione di questa bellissima nuova guida di Repubblica dedicata alle colline del Prosecco. Sono onorato di aver ricevuto l'attenzione all'interno di questa guida. Si parla di me, si parla del mio musical, che tra l'altro proprio in quella sala dove siete voi pochi giorni fa ha ricevuto un Leone d'Oro dalla Regione Veneto, e in occasione della presentazione del film Casanova Opera Pop, appunto lì a Venezia in Sala Volpi, ed è una guida bellissima. Io l'ho scorsa così e ci sono tanti di quei suggerimenti per questa terra incredibile nella quale abbiamo la fortuna di vivere, posti meravigliosi, suggerimenti di ristoranti, poi mi chiedono che cosa penso delle colline del Prosecco. Beh, io ritengo che fra un mese sia il posto più bello al mondo da andare a vedere, quando tutte le foglie delle viti saranno di colore rosso, ruggine, giallo, ocra, e ci sono dei percorsi da fare in bicicletta straordinari, per cui insomma vi invito a provarli perché sono veramente molto belli. È una terra magica, e nel titolo di questo mio articolo all'interno della guida dico che quando sono lontano mi manca perfino la nebbia, ed è vero, la nebbia ha fatto parte della mia infanzia e io non la vedo come una cosa brutta, ma è qualcosa che avvolge e ammorbidisce gli spigoli della vita. Vi auguro una buona serata e ancora grazie a questa guida di Repubblica di avermi dedicato dello spazio. Ciao a tutti. Ecco, Red Canzian ha spiegato in meno tempo di noi e meglio di noi un pochino la magia che c'è dietro questo territorio, e vorrei approfittare appunto del posto in cui ci troviamo e del legame con l'UNESCO anche per un tema di cui parlavamo l'altra volta, che
uno spesso può pensare al patrimonio UNESCO come qualcosa da tutelare, da salvaguardare, da proteggere, e anche come dire, la cronaca recente con Venezia, insomma, ci ha dato questa impressione, e lo è ovviamente, ma è anche un brand, se mi puoi passare il termine, cioè un'occasione, un volano per riscoprire quel territorio, e anche riscoprirlo attraverso dei punti di vista inediti. Uno di quelli che secondo me in questa guida è, almeno personalmente mi è piaciuto molto, è quello che vediamo adesso lì, è quello dell'arte. Ossia, parlavamo di Del Piero, che è il pinturicchio del calcio italiano, ma a Conegliano è nato Cima da Conegliano, che è uno dei più grandi pittori della nostra cultura, e non tutti sanno che il paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene era già rappresentato all'epoca di Cima da Conegliano nei suoi quadri. In moltissimi dei suoi quadri si possono vedere distintamente il castello di Conegliano come il castello di San Salvatore, e ovviamente visitando Conegliano si può vedere anche la pala d'altare nel Duomo di Conegliano, come anche ci sono i luoghi di Tiziano che ovviamente molti come dire, legano al Cadore dove è nato, ma c'è anche la casa dove Tiziano ha vissuto anche piuttosto a lungo, a Vittorio Veneto se non sbaglio, perché aveva fatto come dire, dei lavori lì, e quindi i cittadini si erano autotassati per pagargli la costruzione di questa casa, e per arrivare anche a tempi più recenti nella zona delle colline del Prosecco da visitare. Secondo me c'è anche Sarnede, con tutta la storia legata a Stefan Zavrel, che è questo illustratore ceco di Praga, che era, come dire, scappato un po' anche dalla sua patria per trovare rifugio lì, e da lì aveva più o meno creato una comune di artisti che ancora oggi rende questo borgo di 3.000 abitanti più o meno il borgo delle favole. Quindi vi consiglio di andarci e vedere l'arte, quest'arte colorata sui muri delle case, ma c'è anche la scuola di illustrazione che in questi anni, di illustratori, che in questi anni ha, come dire, ha formato almeno qualcosa come 12.000 persone, un borgo piccolino che ogni anno attira 20.000 visitatori tra studenti, viaggiatori e curiosi, quindi ci sono delle chicche che legano la cultura a questo territorio, che uno può scoprire sorseggiando un buon bicchiere, mangiando lo spiedo, che a quest'ora vederlo fa venire anche abbastanza fame, e quindi diciamo come dire, gli spunti per un viaggio ci sono tutti, cioè prendono un po' tutto lo spettro del viaggiatore. Sì, sì, diciamo che vederlo attraverso gli occhi di chi ci ha preceduto è bellissimo, perché sia Cima ha lasciato tantissimi suoi quadri a Conegliano, come Tiziano ha lasciato la Pala di Serravalle a Vittorio, nel Museo Diocesano trovate altri Tiziano originali, ma c'è anche per esempio Andrea Zanzotto, il grande poeta che è stato anche candidato al premio Nobel, che ha cantato Le colline, e soprattutto ci sono una serie di altri personaggi molto importanti che magari a voi dicono meno. Oggi, quest'anno, ci sono i 130 anni dalla nascita di Toti Dal Monte, che era l'antesignana di Maria Callas, è la soprano che ha insegnato la Callas e ha iniziato la Callas al canto, e quindi vediamo, diciamo, aspetti diversi anche delle colline attraverso le storie di questi uomini e donne del passato, che vi conducono a vedere le colline da un altro punto di vista e vi trasportano in un mondo culturale che vi appassionerà sempre di più. Assolutamente. E io pregherei la regia di mandare anche l'altra clip, che sono i saluti del direttore delle guide, che purtroppo non poteva essere qui presente, però ci teneva a fare questo saluto. Questa guida dedicata alle colline del Prosecco di Valdobbiadene di Conegliano, Veneto, nasce da una proficua collaborazione tra Repubblica, tra le guide di Repubblica e la Regione Veneto. Una regione che ha deciso 2 anni fa di investire, di valorizzare un patrimonio straordinario che è stato consacrato dall'UNESCO, un patrimonio che conta tantissimi siti tutelati dall'UNESCO, ovviamente le colline
del Prosecco sono uno di questi siti, una di queste eccellenze, perché la Regione e la Repubblica hanno capito che hanno una mission comune, quella di rendere le vacanze sul piano esperienziale, sul piano delle emozioni, non una vacanza fine a se stessa, ma una vacanza alla ricerca appunto, di emozioni, di ricordi indelebili da portare a casa e da conservare nel proprio scrigno dei ricordi, anche dei sapori. Cosa meglio di un calice, una bottiglia di bollicine calcata appunto con linea del Prosecco può ricordare l'emozione e i sapori e gli odori di una vacanza vera. Quando noi abbiamo iniziato a preparare questa guida abbiamo capito, sapevamo già che veniva fuori una guida importante, ma quando l'abbiamo finita, questa guida che avete in mano, che potete tranquillamente acquistare su Amazon o in libreria e che appunto anche nelle edicole ovviamente quando uscirà, e questa è un'anteprima che noi orgogliosamente insieme alla Regione, insieme a Giuliano Vantaggi che ringrazio sentitamente, insieme a Mario Longo che ha coordinato il lavoro, che ringrazio di una straordinaria squadra che è all'80% fatta da giornalisti e esperti veneti. Ecco, quando noi l'abbiamo conclusa questa guida, quando l'ho avuta in mano con le bozze di carta, ho capito che davvero le colline del Prosecco di Conegliano di Valdobbiadene non hanno rivali, non solo in Italia, ma credo in Europa, credo nel mondo, perché la dolcezza di queste colline, la qualità del prodotto, la bellezza di poter avere una natura quasi incontaminata, una natura dove lo sforzo umano si coniuga con la capacità imprenditoriale della gente che ci lavora, che produce un prodotto di eccellenza, in grado di conquistare i mercati più importanti d'Europa e del mondo. Ecco, questo è un bene che va tutelato sia dall'UNESCO, ma anche dalla Regione, ma anche dal buon senso e anche dal buon gusto. Secondo me è giusto puntare sempre più in alto. L'UNESCO permette alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di avere ambizioni enormi, ambizioni infinite. Noi con questa guida abbiamo dato un contributo, spero importante, per la valorizzazione di un prodotto che è un'eccellenza sicuramente italiana. E a questo punto ve la affidiamo con questa anteprima. Siamo orgogliosi di presentarla insieme alla Regione Veneto a Venezia. Saremo ulteriormente orgogliosi di presentarla a Torino in occasione della Convention mondiale dei siti UNESCO, sicuri che questa guida darà orgoglio e non sfigurerà rispetto a tutti gli altri luoghi di eccellenza mondiali, con il Veneto che fa da capofila italiano e quindi anche da capofila europeo. Grazie a tutti e buona continuazione e buona guida quando avete la possibilità di averla fra pochi giorni tra le mani. Grazie. Allora, non so se si sentiva perché l'audio sembrava in mezzo a una bufera di vento, ma la guida comunque è in edicola, non è un'anteprima, quindi si può già trovare in edicola, anche in libreria, su Amazon, su IBS, quindi per chi avesse la curiosità, ecco, si può comprare. E, io direi che se non ci sono domande, curiosità di qualsiasi tipo. Non ci sono domande, quindi possiamo chiudere. Okay. Grazie. Grazie mille.